agli dei, io chiedo di liberarmi dal dolore. Chiedo la fine di questa mia guardia che ormai dura da anni e anni. Ancora fra le braccia della notte sto qui come un cane senza pace. Quando la gente dorme io sorveglio il tetto di Atreo che mi fa da cuccia. Ormai ho imparato a memoria il consiglio delle stelle, astri che nascono e muoiono, i luminosi custodi del tempo, mentre attendo la fiaccola, il segnale, la luce, il fuoco che porta da Troia, la notizia della sua conquista. Io, nella notte, mi agito in questo mio letto ricoperto dalla brina. La paura mi sta accanto e non il sonno. L'angoscia che il sogno non più possa radicarsi nel profondo degli occhi. E quando provo a cantare, a sussurrare, cercando, calcando un rimedio per vincere il sonno, allora piango e lamento la sciagura di questa casa. Ma ora prego che possa giungere la liberazione dalle mie pene e che risplenda il fuoco notturno portando la buona novella. Salute a te, luce che come di giorno illumini la notte, luce. E non posso riposare manco un'ora su pensare con te con i cuggetto. Tu e ser de già e sole netto e luna ser de zero e risplendente esiste la lucente su zegno che appattive Entrer dans le monde de l'Orestie, c'est entrer dans un monde de mort. Agamemnon tue Iphigénie. Clytemnestre tue Agamemnon par vengeance. Oreste tue Clytemnestre par vengeance. Les Érinies réclament le sang d'Oreste par justice. Oui. Entrer dans le monde de l'Orestie, c'est entrer dans un monde de mort et de choses plus anciennes que nous. Tout est mystérieux. Parfois on croit savoir. Finalement on ne sait rien. D'autres savent mieux que nous. Donne umili custodi della casa,
Voi siete la mia guida in questo rito. Consigliatemi, cosa devo dire? Come cantargli parole gradite? Quale preghiera rivolgerò al Padre? Hermes, Dio del profondo della terra, che accompagnasti l'anima del Padre, è te che imploro, sii il mio Salvatore. Dio, veglia su di me per questa lotta nell'ora del ritorno dall'esilio. Mio Padre invoco, qui, sulla sua tomba, affinché ascolti ora la mia voce. Non c'ero io a piangere la tua morte, Padre, non stesi questa mano sul tuo corpo per darti almeno l'ultimo saluto.
Je me suis demandé pourquoi Athéna, à la fin de l'Orestie, choisit Oreste et le disculpe du crime de matricide. On m'a répondu, elle ne choisit pas Oreste. Elle choisit la vie. Non riborire il cuore dei legnari, ebri di sangue come succo d'uva, scavando il loro petto per infondere violenza tra stranieri e familiari. Lotti che brama onori e non la vita, morendo in un recinto di scommesse, come una bestia senza più le ali. Scegli tu se vuoi fare il bene o il male in questa casa consacrata al cielo, tanto amata dalle divinità. Vorrei che un inno alla gioia senza inganno sorga dal grembo nero di una stella, dall'acqua pura delle sue sorgenti, vederlo vivo, muoversi nell'aria, raggiungere contrade e animali, l'essenza del frumento che non muore, se lo sente vibrare nella luce. Un contadino che ama il suo raccolto riparà il germoglio della specie, sradicando dal campo la sterpaglia. Così farai nel mondo il tuo dovere.